Scatman's World. Veneziano, ragazzi, siamo a Silverstone, 10° posto in griglia, quindi non male per essere una gara sfavorevole. Devo dare il massimo per tentare il miracolo, non posso stare dietro a Marchetto Marquez. Questo è l'obiettivo, però c'è anche Pedrosa e Lorenzo, quindi sarà una sfida a 4 devastante. Ragazzi, non posso urlare tanto perché è tardino e andiamo. Vai con ragazzi, dopo il diluvio, prove libere in qualifica 1, qualifica 2, warm up, adesso anche la gara c'è il tracciato bagnato. In questa posizione in griglia possiamo anche tentare di vincere, però se questa è una gara tanto sfavorevole, vediamo. Tanto recuperato già bene, bravo. Occhio, questa è la mia curva però. Oddio, come fa il come. Per vincere da Silverstone sarebbe un miracolo, sarebbe la 6ª sinfonia consecutiva. Siamo già quarti, ragazzi, calmo. Relax, come diano, relax. Brad secondo, bravo Brad. Bravo Brad. Prova la staccatura della vita. Ragazzi, non posso andare, ve l'ho detto, è tardi. Mamma, cosa ho rischiato. Siamo però quarti, siamo in lotta. E sta piovendo a Silverstone. Anche Brad come si inserisce, ragazzi, grande Brad, però Marquez. Marquez purtroppo è forte, non c'è niente da fare. Però stagione mondiale di Brad, bravissimo. Ma le riperde, però ho usato un po' troppo. Come si mette all'interno. Mamma mia che lotte, sportellate della vita. E il come primo, oddio, il come primo cambia. Tensionatissimo, Brad è secondo, cazzo, se mi tiene in sta posizione me lo bacio, porca puttana. Se finisse così sarebbe un sogno. Se devo andare piano, che primo giro però, non ho sbagliato niente. Relax, relax. Altra curva positiva, questa per me è il solito. Mamma mia ragazzi, come stiamo andando bene. Marquez da secondo, perché io sbaglio. Però c'è bagarre dietro, c'è bagarre. Come rilassi. Per fare la 6ª sinfonia, se vincere qua vorrebbe dire ipotecare, perché vuol dire che ormai la moto è il pacchetto perfetto, ormai il pacchetto è completo, manca solo i freni, ma ci siamo, tutto il resto è fatto. Vuol dire che siamo maturi per vincere il titolo, calma però. Stai zitto, come stai zitto. Basta un problema tecnico alla moto e sei finito, perché sapete io non li avvio mai, non ho nessuno. Flashback. Ho già collezionato diversi ritiri per problemi tecnici, ma non portiamoci sfiga. Comunque Brad ha fatto una bella stagione, bravo Brad, bravo. Bravo, mamma mia, sto andando bene. Marquez è secondo, chiaramente, non c'è niente da fare, Marquez non perde. Non perde niente Marquez, è incredibile. Ancora una sfida a 4, ragazzi. È infinita questa gara, è infinita. 2 secondi, lo sto guidando veramente al massimo delle possibilità, ragazzi, Più di così non posso. Sto dando tutto, figlio. Stiamo dando veramente tutto. Ho una concentrazione massimale incredibile. Final lap.
Ragazzi, Lorenzo non perdono colpi. Pedrosino in quinto, almeno quello. Ora questo mondiale si deciderà alla fine, come sempre, con tutti i mondiali commendiali. Però vincere qua sarebbe tanto pesante, ma è una cosa rischiata. Se la sto prendendo anche comoda. Però ho perso qualcosa forse, vediamo. No, è rimasto uguale. Vogliamo la sesta. Vogliamo la sesta vittoria. Vogliamo la sesta consecutiva, la settima vittoria stagionale. Su 14 gare la metà giusta. Sarebbe un'impresa incredibile. Sarebbe la classica impresa come idea. Che basta. Però è positivo fare una gara per volta. Nell'altro MotoGP ne facevo 3, invece ora mi permette di concentrarmi su una, stare tranquillo, è meglio farne una. C'è poco da fare, il video è più corto, però posso fare più video, preferisco su motogioco come MotoGP. Sto portando a casa qualcosa di impensabile su una gara stra sfavorevole. La sesta sinfonia, come regalacela la sesta, regalacela, eccola qua ragazzi, ed è sesta sinfonia commendiana, sesta sinfonia commendiana, sesta vittoria, settima stagionale. This is Cube, il Cube è tornato e si gode. 6 cazzo! 6 vittorie consecutive, sto diventando il Marquez veneziano, figlio. Bravo vecchio, bravo. Si lotta a 4 comunque, siamo primi a più o meno 3 e Lorenzo e Pedrosa più indietro, ma comunque battaglia devastante. Raga, un saluto per un comandone veneziano. Ciao! Ora che la tensione della gara è passata, può lasciare... Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.